Laura, una batosta, diciamo così. Chiudiamo il capitolo Coppa in questo modo, comunque minuti sulle gambe in più, tra un paio di settimane inizia il campionato, comunque si raccoglie sempre qualcosa da 90 minuti. Sì, non direi proprio una batosta, diciamo il punteggio è stato abbastanza pesante, però ripartiamo dal secondo tempo dove secondo me ci siamo mosse bene e abbiamo messo in pratica quello che il mister ci aveva detto in settimana e prima della partita. Il primo tempo eravamo un po' lunghe, c'era molto spazio fra difesa e attacco, mentre nel secondo siamo state abbastanza vicine, siamo riusciti a creare qualcosa e a evitare che insomma, il risultato potesse essere ancora più rotondo. C'è l'inserimento di qualche altra giovane anche oggi, come le vedi come saranno queste altre 2 settimane in vista proprio dell'inizio del campionato? Beh, stiamo lavorando tutte bene, comprese le giovani che si sono aggregate a noi in settimana e insomma tutti cerchiamo di mettere il massimo durante gli allenamenti, provare quello che il mister ci dice e insomma spero che anche loro possano trovare spazio per crescere e insomma diventare importanti anche per la squadra durante il campionato. Che proprio inizia fra 2 settimane. Eh sì, fra 2 settimane inizierà il campionato in anticipo rispetto a quello che pensavamo e in effetti la preparazione è stata abbastanza intensa e poi dal 17 incontreremo le squadre da nostra portata e insomma dovremo fare subito bene perché non possiamo permetterci di perdere punti già dall'inizio. Siamo con Elisa Polli. Elisa, diciamo che questa intervista la avanzavi da 2 anni fa quando a Iesi eravamo lì proprio con il Vittorio Veneto dove ha vinto il Vittorio Veneto 2-1 e quindi avevamo perso l'intervista e quindi diciamo che ne avanzavi una e oggi qui in Coppa contro il Vittorio Veneto hai esordito con il Tavagnacco. Come è andata la tua prestazione? Un paio di tiri in porta, troppo magari sul portiere, però cominci a trovare l'ambientazione giusta qui con il Tavagnacco. Sì, questa partita ci è servito soprattutto per mettere minutaggio nelle gambe. Abbiamo sbagliato diversi tiri a rete, però tutto sommato diciamo abbastanza bene. Col gruppo anche abbiamo fatto un'ottima gara, diciamo. Lana Cleland è il simbolo del Tavagnacco, oggi esordisce con 5 gol. Diciamo che sarà un po' dura togliere lo scettro del gol a lei. No, no, io non tolgo lo scettro a nessuno, io cercherò di dare il meglio per la squadra, servire assist oppure gol, l'importante è che facciamo bene a livello di squadra e soprattutto di gruppo e cercheremo di stare nelle parti alti della classifica. Uno spostamento da Iesi a venire qui in terra friulana un po' difficile comunque per una ragazza del 2000, però secondo te come lo affronterai questa stagione dopo aver già affrontato un campionato di Serie A con la Jesina? Sì, sicuramente il passo è stato abbastanza grande, però insieme a Michela Catena siamo venuti qua a Tavagnacco e quindi in due sicuramente riusciremo meglio a condividere questa esperienza e anche il gruppo comunque aiuta molto sotto questo punto di vista. Allora mister, un 5-0 che non si commenta da solo, insomma, il Vittorio Veneto doveva cercare una partita per fare il suo gioco, per fare ritmo, non l'ha trovato sicuramente davanti a un forte Tavagnacco, comunque resta il fatto che ci sono altri minuti sulle gambe. Sì, noi sapevamo che la partita poteva mettersi in questo ambito. È chiaro che avevamo di fronte una squadra importante, una squadra di Serie A, che ha già sulle gambe, credo, un mese di preparazione. Dico che comunque io ho visto male le mie nel primo tempo, malissimo, anzi mi correggo, nel secondo tempo ci siamo un po' registrati, abbiamo fatto decisamente meglio. È chiaro che quando tu sbagli qualcosa con certe atlete, insomma, poi ti castigano. Oggi è una dimostrazione che se non siamo veramente concentrate in palla e non lavoriamo di reparto, queste sono le figure nelle quali possiamo ritrovarci, insomma. Mi auguro che questi altri 90 minuti aiutino a trovare un po' di condizione migliore
E giriamo pagina come sempre e noi ci portiamo a casa questi 5 gol, ma ci portiamo a casa anche una lezione importante che servirà a crescere, a riflettere, insomma. Ora c'è il giro di boa per quanto riguarda la preparazione, dopo 2 settimane e ci aspetta altre 2 settimane prima della prima giornata di campionato. Sì, diciamo archiviamo questa coppa, insomma, e pensiamo già comunque al proseguo. Abbiamo 2 amichevoli da affrontare, cercheremo di prepararle bene. Queste gare poi ti servono a renderti conto che se vuoi migliorare ce n'è tanta di strada da compiere. Inoltre abbiamo messo delle benzina nel serbatoio che servirà poi per iniziare la stagione. Andremo a lavorare comunque sugli errori che oggi sono stati parecchi, ma personalmente non potevo chiedere di più se non dal punto di vista mentale. Il primo tempo è stato veramente una lotta a spada bianca perché ci hanno veramente messo lì, non siamo neanche mai ripartite. Nel secondo tempo invece, ripeto, come ho detto prima, sono state più quadrate, più attente e abbiamo creato qualcosina con i nostri mezzi. Siamo con Mister Cassia. Mister, allora, se Cleland comincia così, non solo buone cose per il campionato. Beh, sicuramente noi abbiamo il capocannoniere, quindi per forza di cose partiamo già bene da questo punto di vista, però è la squadra che deve migliorare tutti insieme per poter cercare poi di metterla nelle condizioni di finalizzare. Oggi è stata una buona partita e devo essere sincero, mi è piaciuto molto anche il Vittorio Veneto. Una squadra che secondo me farà un ottimo campionato e poi so che comunque anche la De Valle, una ragazza che avevo io l'anno scorso, è venuta da voi, quindi è una ragazza che si sta recuperando da un infortunio abbastanza grave e credo che comunque anche col suo apporto il Vittorio Veneto potrà fare un ottimo campionato. Con gli nuovi innesti che hai avuto a disposizione, con Polli, Catena e la nuova slovena Kaja, comunque un Tavagnacco che costruisce bene gioco e può anche crossare quest'anno. Sì, non che non lo facesse l'anno scorso, comunque ha più buone possibilità per farne ancora di più quest'anno. Sì, diciamo che abbiamo più forza fisica, no? Forse con Kaja magari c'è questa più propensione alla fase offensiva, però è chiaro anche che loro lo sanno perché stiamo lavorando su questo, che bisogna anche giocare in una determinata maniera, cioè cercando di mettersi di più forse al servizio della squadra. Ecco, un appunto che devo fare alla squadra oggi è che bisognava giocare di più il pallone e meno con lanci lunghi, però insomma diciamo che essendo anche la prima partita era normale che la squadra cercasse il più possibile, poi come è stato l'Anna Cleland, perché lei ha determinate caratteristiche e anche un'ottima personalità e di conseguenza quando lei cerca palla è anche una che insomma, si sente e quindi di conseguenza la giocatrice che è vicino la cerca maggiormente, però insomma noi dobbiamo cercare comunque di giocare di più perché insomma il campionato di Serie A quest'anno sarà molto molto difficile e quindi dovremo giocare molto più di squadra. E a proposito di questo, mister, come vedrà questo campionato di Serie A alla luce proprio del fatto che con le squadre professionistiche c'è un leggero scalino forse quest'anno? Sì, sicuramente sì. Diciamo che purtroppo la federazione ancora non si è resa conto, o meglio, non vuole rendersi conto di questa situazione perché comunque noi andremo a giocare con squadre che si allenano la mattina, il pomeriggio, per noi diciamo che è difficile, no? Però allenandoci solamente la sera, o tutte ragazze che lavorano, di conseguenza per noi è difficile, però questo è uno sprone per poter dare qualcosina in più, per cercare di far bella figura in tutti quei campi importanti in cui andremo a giocare. Quindi manca solo, come diciamo sempre a noi, professionismo per tutte. Professionismo per tutte e spero che ciò avvenga anche il più presto possibile. È chiaro che la federazione in questo senso sta facendo già qualcosa perché insomma già l'avvento della Juventus, lo stesso Sassuolo e Empoli stanno alzando un po' quell'asticella che insomma tutti quanti auspicavamo fino all'anno scorso. Però insomma deve fare di più perché insomma diciamo che questo ambiente lo merita e deve dare anche un po' più di visibilità, anche cercando di dare più visibilità a quelle società che fino adesso però hanno, come Tavagnacco stesso, ha lottato per mantenere questa categoria
Ecco, forse l'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che non sono tanto d'accordo è il fatto che praticamente società magari che fino all'altro giorno non avevano mai calcato i campi di Serie A si trovano così a acquisire magari no, titoli da altre parti per poter, ecco questo secondo me non lo ritengo giusto, però insomma diciamo che la via per poter così far crescere questo movimento è quella giusta, quella che è stata intrapresa. È chiaro che bisognerà farlo però in modo forse più Più equo. equo. Grazie mister. Grazie a voi, grazie.